Con TG una buona giornata, siamo al consueto spazio riservato all'informazione regionale. Inizia un nuovo fine settimana, tra l'altro il primo fine settimana dopo diverse settimane senza mascherina all'aperto. Sappiamo benissimo, poi vedremo anche i vari servizi che sono stati realizzati dalle diverse redazioni, sentendo un po' la gente che pare che continui in ogni caso a indossare la mascherina per una questione di sicurezza. Ma più che di mascherine, in questo fine settimana riparte tutto il discorso della movida esagerata che interessa un po' tutte le principali città della nostra regione, una su tutte Vicenza, dove il nuovo questore sta mantenendo una linea molto dura per cercare di arginare gli eccessi di questa movida notturna. Weekend ad alta tensione, fari puntati sulla zona di Contrappescherie Vecchie, dove nell'ultimo fine settimana alcuni video hanno ripreso gruppetti di giovani che hanno creato scompiglio tra i tavoli dei locali. Un ragazzo è stato filmato mentre orinava davanti ai portici. La domanda è: dopo un periodo di tregua e di pace, sono tornati i giorni cattivi di Contrappescherie? La movida ha ricominciato a scatenarsi? Alla vigilia del prossimo weekend mostriamo le immagini delle ultime intemperanze al nuovo questore Paolo Sartori. Sono video che sono stati acquisiti formalmente anche da parte dei nostri uffici. Commenta che si tratta di inequivocabili episodi di gravissimo degrado urbano, di inciviltà commessa da persone che alcune sono già state individuate, altre verranno individuate e che comporteranno sicuramente dei provvedimenti severi da parte mia. Avete sentito? La zona di Contrappescherie Vecchie viene monitorata dalle autorità competenti e il questore è pronto ad assumere provvedimenti severi contro il degrado urbano e gli episodi di inciviltà. Non ha molta importanza che avvengano all'interno dei locali o nelle immediate pertinenze o nelle vicinanze, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi che ho intenzione di adottare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Una linea decisamente dura, quella che intende intraprendere tenere il questore di Vicenza. Abbiamo in collegamento proprio da Vicenza la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa, abbiamo sentito il questore pronto a tutto per contrastare il degrado in città, perché dice è inaccettabile. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. E effettivamente esco proprio da quello che è stato il bilancio di questo mese per quanto riguarda i pattugliamenti misti, quindi pattugliamenti concentrati non soltanto nella città ma anche nella provincia, quindi estesi sul territorio, anche a Arzignano, nell'Alto Vicentino, a Thiene e a Schio, giusto per dare la dimensione dei controlli che sono stati fatti dal 10 gennaio al 10 febbraio. Le persone controllate sono state 3.294, con tanto di fogli di via obbligatori che sono stati 54, la chiusura immediata di 4 esercizi, tra l'altro 2 anche in provincia, quindi tra Valdagno e Montorso, proprio per le risse e i disagi che arrecavano alla quiete pubblica. In un mese sono stati sequestrati 50 kg di droga in tutti appunto questi servizi e pattugliamenti sul territorio che sono stati eseguiti per volontà del questore, con l'ausilio di carabinieri, quindi Comando Provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza e anche Polizia Locale. Ma la grande novità che è emersa oggi è che in questa continua attività massiccia di controllo del territorio, a partire da metà marzo inizieranno i pattugliamenti appiedati in centro storico, quindi finalizzati soprattutto ai colloqui con gli esercenti. Saranno delle attività specifiche, quindi con contatti frequenti con gli esercizi, con gli esercenti, per capire anche le problematiche dove intervenire. Quindi sarà, diciamo, un controllo preventivo più che repressivo. E poi altra grande novità che è stata annunciata oggi dal comandante della Polizia Locale di Vicenza sarà l'implementazione dei portali di targa system in Viale Trieste sulla via Marosticana e all'incrocio del Gallo in Riviera Berica, quindi un sistema che mette a rete tutte le forze dell'ordine proprio per controllare anche i veicoli. Ecco, diciamo, queste operazioni massicce si protrarranno, tanto più che il questore oggi ha anticipato che da lunedì
ogni giorno ci sarà un controllo specifico e mirato in diversi territori, quindi un'attività che, come anticipava il servizio, non si ferma e sarà appunto mirata. Ne approfitto per guardare assieme un servizio che è stato realizzato proprio dalla redazione di Vicenza, che riguarda, tu appunto hai accennato poco fa anche a controlli che sono estesi un po' a tutto il territorio, non soltanto a Vicenza città, come ad esempio ad Arzignano. Guerra al degrado, senza tregua, senza soste, senza respiro. Blitz continui, martellanti. Il questore lo aveva detto e mentre lo annunciava lo stava già facendo, senza perdere tempo. L'ultima operazione delle forze dell'ordine va di scena tra Vicenza e Arzignano. Un esercito di 60 uomini della questura, del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, arrivato da Padova, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale entrano in azione. Si parte da Campo Marzo, Parco Fornaci e Viale Milano, controllati 10 locali, 81 veicoli e 310 persone, di cui 93 stranieri e 46 con precedenti penali o di polizia. Ad Arzignano le forze dell'ordine entrano nei parchi pubblici, nella zona della stazione ferroviaria e in centro storico. Verifiche su 27 veicoli, 5 attività commerciali e 89 persone, delle quali 24 straniere e 13 con precedenti. Al termine dell'operazione il questore ha firmato 4 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di un gambiano, di un albanese, di un indiano e di un bosniaco. Hanno 7 giorni di tempo per lasciare il territorio nazionale. Scaduto questo termine, se verranno ritrovati in Italia, saranno accompagnati coattivamente nel paese d'origine. 7 i fogli di via obbligatori a carico di personaggi con precedenti, sorpresi senza giustificato motivo a Vicenza o ad Arzignano. Infine sono 8 gli avvisi orali nei confronti di italiani o stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale. Tutto finisce qui, ma neanche per sogno. Si riparte da qui con il prossimo blitz. Non è nello stile di Paolo Sartori fermarsi. È arrivato a Vicenza esattamente un mese fa, ma ormai tutti conosciamo bene la sua strategia del martello pneumatico. Insomma Luisa, abbiamo sentito incessanti controlli, queste misure che vengono intraprese proprio in maniera continua e martellante non solo nella città ma un po' in tutta la provincia. Ne approfitto per restare invece a Vicenza, tra l'altro oggi il primo fine settimana dopo tanto senza mascherina all'aperto. Come sta andando la gente come si sta comportando più che altro? Vicentino tendenzialmente si allineano a quello che è la preoccupazione un po' generale, quindi un duplice sentimento, quello del sollievo per essersi tolti la mascherina e quindi iniziare a ritrovare i sorrisi e quelli che sono le fisionomie, ma al contempo anche la preoccupazione che porta molti vicentini a dire continueremo a tenere la mascherina e quindi ad essere guardinghi nei confronti del virus. Ti anticipo anche che nel TG di questa sera ci sarà un servizio che ha curato il collega Daniele Garbin sull'inizio della rimozione dei tralicci per quanto riguarda la bretella dell'Albera, che sappiamo che è un'opera attesa da 20 anni dai vicentini, che ha anche passato alterne vicende, quindi interruzioni di varia natura. Una delle interruzioni riguardava proprio questa rimozione dei tralicci. Oggi sono iniziati i lavori e quindi si attende il resto. Tra l'altro il sindaco Francesco Rucco, in un incontro in cui era andato a Roma, aveva incontrato il vice ministro alle infrastrutture, aveva garantito appunto che i tempi sarebbero stati brevi per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori. Quindi insomma c'è parecchia carne al fuoco anche per questa sera. Ricordo l'appuntamento con TG Vicenza alle 19:15. Grazie alla nostra Luisa Bertini, buona continuazione Luisa, buon lavoro. Restiamo a Vicenza, nel Vicentino più che altro, perché ricorderete senz'altro l'attacco hacker al comune di Cornedo. Pare ci siano delle novità e ce le comunica direttamente il sindaco. Siamo alla puntata finale dopo l'attacco hacker che abbiamo subito qui a Cornedo Vicentino.
Cornedo Vicentino, l'attacco dei pirati informatici è stato respinto. Gli hacker avevano criptato i dati dei server del municipio, ma dopo l'ennesima giornata e nottata di lavoro, i tecnici sono riusciti a recuperare gli archivi nascosti dai criminali. Abbiamo lavorato giorno e notte per recuperare il 100% dei dati, nessun dato è stato perso e nessun dato è stato sottratto grazie all'intervento tempestivo dei tecnici e di tutti coloro che mi hanno affiancati in questa triste vicenda. I pirati informatici avevano chiesto al comune di Cornedo un riscatto di $10.000 in bitcoin per decriptare i dati, ma il sindaco non ha mai avuto nessuna intenzione di pagare. Abbiamo lasciato a bocca asciutta gli hacker che stanno ancora attendendo la richiesta, il pagamento del riscatto, ma noi abbiamo bypassato tutti, abbiamo recuperato tutti e tutto e siamo al 100% operativi con tutti gli uffici comunali. È proprio il caso di dire bene quel che finisce bene. Noi ci separiamo per qualche minuto, a tra pochissimo. E adesso abbiamo un'ampia pagina di cronaca, cominciamo da un terribile incendio nel trevigiano Mareno di Piave che ha completamente distrutto un'azienda, i sacrifici di una vita andati letteralmente in fumo. Assolutamente non sappiamo la causa. In azienda non c'era nessuno, avevamo spento tutti gli impianti, tolto la corrente e basta. Attorniato da collaboratori e familiari, Lamberto Ghirlando non sa darsi una spiegazione. Le fiamme stanno divorando la sua fabbrica dalle 3 del mattino, da quando l'allarme è partito da una volante della polizia in zona industriale a Ramera per dei controlli di routine. A fuoco i semilavorati che l'azienda, Torneria Veneta, utilizza per la produzione di manici in legno. In fumo ci sono le tante commesse di un periodo già contrassegnato dall'aumento delle materie prime e dei prezzi dell'energia. I danni sono ingenti perché avevamo parecchio materiale, materia prima, 200-300 mila. Quello che è certo è che davanti ai suoi occhi stanno andando in fumo i sacrifici di una vita. L'azienda è familiare e quindi ci mettiamo tutte le nostre risorse, il nostro impegno. Poco distante il padre Giovanni Battista, 91 anni, assiste alle operazioni di soccorso e dà forza un po' a tutti. Vado avanti, per forza va avanti, perché do aiuto a me fiori e a me signora. A lei 76 anni che lavora, 76. Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco, arrivati da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. La nostra priorità è quella di raffreddare la struttura in quanto si stanno verificando dei cedimenti. Pompieri che hanno messo in sicurezza fin da subito il deposito dei liquidi infiammabili, scongiurato il rischio inquinamento. Da quello che mi hanno riferito il personale dell'ARPAV stanno facendo i monitoraggi, però che brucia è solo legno, non ci sono sostanze inquinanti. In attesa di un quadro definitivo c'è la voglia di rialzarsi. Un'azienda di quasi 100 anni, dice il titolare, non finisce certo qui. Dal nonno, padre e figlio io speriamo di continuare su questa strada. E invece a Bassano del Grappa una donna è morta dopo aver respirato il fumo a causa del malfunzionamento di una stufa elettrica che era nella camera da letto e dove la donna si trovava assieme al marito. È morta soffocata dal fumo questa mattina alle 9:30 in via Magnasco 18 a Bassano del Grappa. Si tratta di Erta Baggio, 78 anni, residente nella palazzina di proprietà del comune di Bassano, dove viveva con il marito 82enne. La coppia, che si trovava in camera da letto, ha perso coscienza a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica per cortocircuito. Ad accorgersi del fumo in appartamento è stata la vicina di casa, che ha allertato subito uno dei figli della coppia, il quale,
una volta giunto sul luogo, ha sfondato la porta dell'appartamento e chiamato i vigili del fuoco e il SUEM del 118. L'anziano è stato stabilizzato dai sanitari e al momento si trova al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova in prognosi riservata, mentre l'anziana, la quale presentava forti difficoltà motorie e disabilità, è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale a Bassano, dove successivamente è deceduta. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale. Adesso andiamo nel veneziano, nello specifico a Chioggia, dove i pescatori sono in protesta contro l'aumento importante del gasolio, appunto, che viene utilizzato per le imbarcazioni. Oggi siamo qua a manifestare per questo discorso qua, per questo caro gasolio che è quello che ci taglia le gambe a tutti quanti. Sono tutti in fila davanti alle loro imbarcazioni nel luogo simbolo della città, il mercato ittico all'ingrosso. Manifestazione spontanea dei pescatori della marineria di Chioggia, la più importante d'Italia. Il caro gasolio rischia di essere la goccia di una situazione già quasi al limite, come spiega uno degli armatori che hanno dato vita alla protesta, Elio Dall'Acqua. Caro gasolio che è aumentato nel frattempo di un 60% e purtroppo non è solo il caro gasolio che è aumentato, sono cresciute anche le casse di posteriore dove noi mettiamo dentro il pescato, sono cresciute le reti che adoperiamo per andare a pescare, è cresciuto tutto quello che serve nella barca per armarla per andare a pescare. Noi pescheremo sicuramente fino a fine mese, perché ormai abbiamo cominciato il mese e lo vogliamo finire, ma se a fine mese siamo in queste condizioni come siamo adesso, le barche si fermeranno e metteranno sicuramente i marinai in disoccupazione. A casa a fine mese potrebbero esserci 1200-1300 persone, quelle che ogni settimana escono in mare sui 280 pescherecci della marineria, non solo il caro gasolio. Ma a questo poi si deve aggiungere la problematica delle direttive comunitarie che riducono notoriamente lo sforzo alla pesca, quindi i giorni della pesca. Significa che i pescatori possono uscire 2 giorni a settimana. E poi noi abbiamo anche rispetto alle altre marinerie un altro problema che è quello del Mose, perché il Mose salva le città, però quando è aperto i pescatori non escono e soprattutto non possono rientrare in porto. Una città legata a doppio nodo alla sua marineria, Chioggia. Noi abbiamo già solamente nel mese di gennaio avuto una riduzione del 5-6% rispetto al 2021, che era già un anno pessimo. Siamo riusciti comunque a recuperare, ma abbiamo chiuso a meno 12%, l'anno prima a meno 19%. Accanto ai pescatori ci sono le istituzioni e c'è idealmente tutta la città. La pesca non può rimanere da sola, non può rimanere un settore a sé, perché costituisce il substrato culturale, sociale, economico delle nostre città e soprattutto di Chioggia. Istituzioni, città e in prima linea accanto ai pescatori al mercato ittico di Chioggia c'era proprio il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Mi sto già organizzando, sto solo attendendo che calino i contagi per poter organizzare anche una spedizione a Bruxelles, perché a Bruxelles, lì dove si decidono le norme che dopo ricadono sulla testa dei nostri pescatori, dobbiamo far capire che tutta la pesca non è uguale e che i pescatori vanno rispettati, che vanno rispettate anche le tipicità di ogni territorio e di ogni mare. La fascia tricolore indossata, c'è anche il sindaco Mauro Armelao accanto ai pescatori mentre suonano le sirene al mercato ittico di Chioggia. Un legame simbiotico quello tra la città e la sua marineria. Viviamo di pesca, di turismo, di tante altre, però collegati al mondo della pesca ci sono tantissime attività, i ristoratori, i ristoranti, i commercianti, i facchini, cioè dietro il mondo della pesca c'è comunque un esercito di persone che sono collegate appunto a questo importante settore, quindi questo settore va difeso senza se e senza ma. Grande la preoccupazione del primo cittadino in attesa di risposte a sue precise richieste. Io sono in attesa del decreto che andrà ad individuare le giornate di pesca consentite, no? Il cosiddetto fermo pesca, il fermo biologico che c'è durante il periodo estivo, ma in quel decreto spero che vengano recepite le richieste del sindaco e quindi dare modo ai pescatori di non essere più vincolati dalle alzate delle barriere del Mose, ma ragionare in termini di orario di pesca, ore di pesca e non di giornate. Quindi andremo a dare la possibilità ai nostri pescatori di non essere così condizionati dalle alzate delle barriere del Mose.
E continueremo a parlare di questo grido d'allarme che stanno lanciando un po' tutte le attività, imprese e quant'altro, proprio per quanto concerne questi aumenti importanti di energia, eccetera. Adesso invece andiamo a Pieve di Soligo, perché abbiamo in collegamento Skype il nostro Christian Arboit. Perché? Perché ci occupiamo del locale, del bar che era gestito da Elisa Campeol. Chi era Elisa Campeol? Era una donna, appunto titolare di un bar, che venne barbaramente uccisa, coltellate nello scorso mese di giugno mentre stava prendendo il sole lungo le rive del Piave. Oggi c'è una bella notizia, anche un bel fatto di cronaca, vogliamo definirlo così, Christian, perché c'è davvero una rinascita ed è come se Elisa ci fosse ancora. Dici bene Vanessa, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È una rinascita, è una ripartenza, al di là della facile retorica in questo periodo sono termini sempre molto abusati, ma è davvero così, perché era il bar che Elisa, insieme alla sua famiglia, soprattutto nell'ultimo periodo, gestiva nel quartiere Pantean di Pieve di Soligo, un bar che era ovviamente il ritrovo di un'intera borgata. Oggi due giovani che ben conoscevano Elisa, Barbara e Pablo hanno preso in mano le redini di questo locale e lo hanno quindi riaperto al pubblico. Nella commozione anche generale, parlando con diversi clienti, ovviamente hanno tutti ricordato Elisa, la sua disponibilità, il suo sorriso, ed è una sfida, diciamo così, nella sfida in un periodo in cui c'è il caro bollette, in un periodo in cui la pandemia non è ancora finita e ci sono tante restrizioni soprattutto per i titolari di locali pubblici. Se sei d'accordo con me, Vanessa, ti farei sentire le testimonianze raccolte questa mattina, le parole molto profonde del sindaco Stefano Soldan, che ha portato i suoi saluti, e le parole dei due titolari, Barbara e Pablo. Ecco, vediamo se i colleghi della regia riescono a lanciarci. Cosa rappresenta questa giornata, sindaco, per la comunità di Pieve di Soligo? Innanzitutto un segno di speranza che va dato merito ai nuovi gestori del bar di Elisa per mantenere vivo il ricordo non solo di Elisa ma anche del lavoro che lei svolgeva. Credo sia un modo genuino e spontaneo proprio per continuare a far vivere questa persona anche con l'attività che lei svolgeva e che amava, quindi la gratitudine da parte di tutta l'amministrazione comunale per il coraggio anzitutto di intraprendere una nuova attività da parte dei ragazzi qui presenti e soprattutto per questo gesto che è veramente di amore e sensibilità. Voi la conoscevate, Elisa? Sì, noi siamo fin da piccole, io abitavo qua, siamo cresciute vicino e quindi per me sì, oggi è una giornata sono emozionata, molto emozionata e spero sia un buon inizio. Ed è anche una sfida, perché aprire un bar in tempi così delicati, così difficili, è una bella sfida. Esatto, è una sfida che voglio intraprendere, perché soprattutto su questi momenti difficili che stiamo affrontando, per me è anche un punto di slancio per farmi vedere, farmi riconoscere e dare il meglio di me. Ed è una sfida che dedicate a Elisa, perché vedo che avete mantenuto il nome del bar, sì. Elis Bar. Sì, ci abbiamo tenuto alla fine a mantenerlo, era importante comunque, è sempre un ricordo che rimanga vivo. Siamo molto legati al territorio, quindi era nostro dovere assolutamente mantenere il nome e che rimanga nella mente di tutte le persone qua, del vicinato, della nostra comunità. Elisa Campeol continua quindi a esistere, a essere, proprio grazie a questa coppia che sta portando avanti questa attività, e chissà, Christian, che proprio possa ritornare a essere, come avevi detto tu anche poco fa, il punto di riferimento di tutto un quartiere, di tutta un'area, di tutta una zona.
Tu in realtà ti stai trasferendo anche per seguire un'altra questione decisamente bollente, questione Veneto Banca. Sì, mi trovo già in tribunale a Treviso, mi sono spostato, ma ti posso aggiornare in tempo reale che l'udienza preliminare, questa prima udienza preliminare, ce ne saranno altre, è terminata. Sto cercando ovviamente di capirne un po' di più, ma di fatto oggi è iniziato quello che sarà senza dubbio un maxi procedimento, perché parliamo per l'appunto di Veneto Banca e parliamo di un capo di imputazione davvero importante e pesante, quello di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. È il filone bis, in realtà forse per la mole di lavoro è destinato a diventare il filone principale. Come ben sai, come ben sanno i nostri telespettatori, la scorsa settimana c'è stata una prima sentenza emessa proprio qui in tribunale a Treviso nei confronti di Vincenzo Consoli, condannato a 4 anni di reclusione, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e anche una maxi confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro. In quel caso si parlava di aggiotaggio, reato poi finito in prescrizione verso la fine del 2021, e di falso in prospetto. Quel procedimento, che avrà sicuramente un secondo grado di giudizio, era relativo a reati, diciamo così, contro la vigilanza del mercato. Infatti in aula c'erano Consob, c'era Banca Italia, insomma era un procedimento molto molto tecnico. Da oggi si entra nella carne viva di quello che è stato Veneto Banca, ma poi il tema ha riguardato un po' tutti, compresa la Banca Popolare di Vicenza, e la pelle viva è quella dei risparmiatori. Si calcola che sono stati fino a 200.000 i risparmiatori coinvolti nel crack di Veneto Banca, 200.000 potenziali parti civili, Vanessa, quindi un numero che definire monster non è riduttivo. Questo si tradurrà in migliaia, decine di migliaia di pagine di faldoni processuali. In questo caso Vincenzo Consoli, che nel procedimento finito la scorsa settimana era stato definito come un uomo solo al comando, oggi è indagato, con le apicalità di Veneto Banca, con gli ex dirigenti e quant'altro. I fatti contestati vanno soprattutto tra il 2012 e il 2014. Il meccanismo contestato è quello delle azioni baciate, ne abbiamo parlato tante volte, di queste azioni che venivano in qualche modo vendute ai clienti e contemporaneamente questi dovevano sottoscrivere dei finanziamenti. Un procedimento, diciamo così, un'operazione che non è consentita per le società per azioni, come dice anche il codice civile, ma che per le società, diciamo così, di credito popolare, le banche popolari, invece evidentemente era consentita. Su questo si è mosso anche il procedimento. Da oggi per l'appunto si entra nella parte viva. Fra poco incontrerò alcuni avvocati e vediamo cosa si è deciso, ma ti posso già anticipare che si è trattato di un'udienza molto tecnica. Si tratta di capire anche un'ultimissima cosa e poi ti lascio: che cosa deciderà di fare il comune di Montebelluna, perché come avevamo annunciato noi la scorsa settimana c'è la possibilità che il comune di Montebelluna si costituisca parte civile, perché ovviamente Montebelluna è stato l'epicentro di questo dramma, che è un dramma, è stato ed è ancora un dramma di tipo sociale, perché parliamo di decine e decine di milioni di euro andati completamente in fumo, di famiglie che si sono impoverite, perché questo è. Grazie allora al nostro Christian Arboit per tutte queste informazioni. Abbiamo sentito un numero altissimo di persone che sono state coinvolte in questo crack e diventa davvero un tema sociale, di crisi sociale fortissimo. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ci troviamo tra pochissimo, subito dopo il break.
E siamo nuovamente in diretta, un'ampia pagina dedicata a quello che possiamo definire un grido d'allarme che stanno lanciando diverse attività, imprese e quant'altro a causa proprio di questi aumenti, rincari importanti che mettono a rischio proprio l'andamento delle varie attività, delle varie imprese un po' in tutta la regione. Prima eravamo preoccupati, adesso siamo preoccupatissimi. Vorrei evitare che diventassimo disperati. È la voce delle imprese che l'allarme lo stanno lanciando da tempo, quella di Vincenzo Marinese. Imprese costrette a scelte difficili per sopravvivere. Molte aziende hanno iniziato a lavorare di notte, alcune addirittura hanno deciso di non dar seguito agli ordini. È un tema che riguarderà tutte le famiglie, un'altra bastonata sulla testa. Dobbiamo immediatamente reagire. E io sono contento che i comuni che stiano avvertendo questa esigenza inizino anche loro a dimostrare, però non possiamo ogni volta intervenire quando abbiamo il problema e intervenire in emergenza. L'energia da fonti rinnovabili non garantisce i flussi necessari alle aziende, soprattutto a quelle energivore. Per questo il presidente di Confindustria Venezia Rovigo rilancia sul piatto della discussione il ritorno all'energia nucleare e all'estrazione di gas dall'Adriatico. Dobbiamo rimettere al centro le centrali nucleari, quelle di nuova generazione, dobbiamo produrci energia. In giro per il mondo ce ne sono 450. Adesso dobbiamo anche noi partire immediatamente e se ci facciamo frenare dalle ideologie poi lo pagheremo tutti noi. Dobbiamo tornare a estrarre gas, noi abbiamo la possibilità di estrarlo e lo dobbiamo fare, è inevitabile. A proposito del caro energia è intervenuto anche Paolo Zabeo della CGA di Mestre, un durissimo intervento, sentiamolo. Molte PMI del Veneto sono a rischio blackout. Con bollette da capogiro rischiano di chiudere o, nella migliore delle ipotesi, di lasciare a casa una parte importante dei dipendenti. Dobbiamo aiutarle. I 6-7 miliardi che il governo ha intenzione di approvare la settimana prossima sono del tutto insufficienti. C'è bisogno di uno scostamento di bilancio importante anche per non compromettere la ripresa economica ed evitare che 35.000 veneti perdano il posto di lavoro. Una situazione davvero difficilissima, quella che si trovano ad affrontare centinaia e centinaia di lavoratori. Adesso invece con il prossimo servizio andiamo a Bassano del Grappa, perché ha suscitato decisamente scalpore la notizia del buco da 11 milioni di euro in capo a Carlo Bramezza, il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana. L'eco della notizia che vede l'attuale guida dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, oggetto di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso, ha suscitato scalpore. Il collegio giudicante ha espressamente sentenziato che Carlo Bramezza non è stato in grado di far fronte ai debiti maturati, al punto da avere creato un buco di quasi 11 milioni di euro. Negli atti si fa esplicitamente riferimento a un rilevante e insuperabile squilibrio economico imputabile al fatto che Carlo Bramezza ha rilasciato garanzie personali per debiti di 2 società di capitali di cui era socio. Investimenti nel ramo immobiliare che sono andati a finire male, ma che nel frattempo lo avevano portato a garantire per oltre 5 milioni di euro a favore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA in data 14 maggio 2008 e per altri 5 milioni di euro a favore della Cassa di Risparmio del Veneto in data 21 marzo 2012. Oggi i debitori sono cambiati. La gran parte dei debiti, 5 milioni e mezzo di euro, sono nei confronti della nuova Frontiera SPV e della concessionaria di Banca Intesa San Paolo, denominata Penelope, per gli altri 5 milioni di euro. Appalti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati. In quest'ambito gli investimenti garantiti da Carlo Bramezza sono stati un flop, portando il giudice fallimentare a dare esecuzione al procedimento di liquidazione del patrimonio. Ecco che Bramezza, su ordine del Tribunale, ha dovuto mettere a disposizione tutti i propri beni per far fronte a quel cratere di debiti scavato da una gestione di affari e investimenti fallimentari.
Pignorato 1/5 dello stipendio, così come la sua abitazione. Venduto forzatamente all'asta un appartamento per la cifra di 101.000 euro e poi pignorato anche l'arredamento. Divani, mobili, televisori, tappeti e quadri. Finite nel calderone dei beni messi a disposizione del giudice anche le quote di partecipazione in società estere. Ora il dibattito dalle aule del tribunale si è spostato sulla bocca dei cittadini, degli utenti, dei pazienti dell'ULSS 7 che da tempo masticano amaro. È opportuno che il direttore Carlo Bramezza rimanga alla guida dell'azienda ospedaliera della Pedemontana? Ovviamente i nostri microfoni sono aperti a tutti, cominciando proprio dal direttore Bramezza. Adesso andiamo a Oderzo e parliamo di risse scoppiate tra ragazzine e addirittura spedizioni punitive che sono state bloccate grazie all'intervento della polizia. Rissa tra giovanissimi, anzi giovanissime in questo caso, con decine di coetanei che accorrono per assistere e filmare la scazzottata, un fenomeno che si ripete nelle città, amplificato dai social e che ha visto alla stazione delle Corriere di Oderzo l'ultimo grave episodio. Protagoniste alcune ragazzine che se le sono suonate di santa ragione, prima ieri pomeriggio, poi si sono date appuntamento questa mattina per il secondo round con un tam tam sui social. Ad impedire che la situazione degenerasse il pronto intervento della polizia locale, che ha identificato ed accompagnato a scuola le ragazzine ed avvisato i genitori. La sindaca Maria Scardellato punta il dito contro la spettacolarizzazione della violenza. Io non so che grado di percezione abbiano i ragazzi dell'accaduto, ma queste ragazze dovrebbero rendersi conto che mentre loro si menavano e tutti attorno applaudivano, facevano le figure dei galli da combattimento, non dimostravano niente, quindi dovrebbero avere coscienza che se vogliono primeggiare nel branco devono dimostrare altre cose, perché così sembra che gli altri ragazzi le apprezzino. In realtà non credo proprio che nessuno le apprezzi, hanno fatto una figura bruttissima. Ragazzine, dice il sindaco, che non si rendono conto del male che fanno a loro stesse. Loro magari si sentono forti eroine perché vanno nei social, perché si sentono chissà che, ma in realtà stanno danneggiando loro stesse e la loro immagine e la loro persona. La polizia locale terrà alta l'attenzione. Il comandante e i vigili sono presenti e cercheranno e saranno presenti sicuramente anche i prossimi giorni, anche perché questa sorta di tam tam dell'appuntamento si ripete. Quanto accaduto comunque allarma, anche perché c'è il rischio che possa degenerare in atti ancora più gravi. E invece la notte scorsa, attorno alle 2, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in via Beggiato a Grisignano di Zocco per l'incendio di un camper che si è esteso anche a una vicina auto parcheggiata. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. I pompieri sono arrivati con un'autopompa, un'autobot, 7 operatori che sono riusciti a spegnere le fiamme dei 2 mezzi che sono andati, lo vedete anche voi dalle immagini, completamente distrutti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco con il personale specialistico del nucleo investigativo antincendio territoriale e dei carabinieri. Insomma, avete visto una situazione completamente distrutte le auto. Adesso c'è da capire l'origine appunto del rogo. E continuiamo a parlare di caro energia, caro bollette. Nello specifico è una delle più grandi aziende di trasporto pubblico del Trevigiano che parla di una bolletta di 1 milione di euro. Per quanto riguarda l'acquisto del metano abbiamo circa il doppio, quindi il 100%. Per quanto riguarda il gasolio abbiamo un incremento del 30% circa. Giacomo Coladon, presidente di Mobilità di Marca, assicura che il biglietto per prendere l'autobus non costerà di più, ma per gestire l'aumento vertiginoso dei costi di gasolio e metano l'azienda di trasporto pubblico trevigiano dovrà limare al centesimo tutti i costi accessori. Una batosta in bolletta che l'azienda è già stata in grado di quantificare. Nel 2022 dovremmo avere circa 350.000 euro in più come costo del metano e circa 700.000 euro in più come costo del gasolio. Oltre il danno la beffa se si pensa che per la tratta urbana sono in arrivo 20 nuovi mezzi elettrici per un investimento complessivo di 14 milioni di euro. Noi dobbiamo andare avanti sull'elettrico perché il mezzo sostenibile in questo momento è l'elettrico, soprattutto sull'urbano, e gli investimenti noi abbiamo una previsione di 21 mezzi
nei prossimi anni sull'elettrico e quindi non possiamo tornare indietro. Con capienza massima ancora l'80% e obbligo di Green Pass rafforzato per prendere una corsa, l'azienda dichiara di aver perso almeno il 10% degli abbonati nell'ultimo mese. Ieri sera intanto il segnale mandato al governo da tanti comuni del Veneto che simbolicamente hanno spento per un'ora le luci del centro. Impossibile, dopo 2 anni di pandemia, caricare il caro energia sui cittadini. Dovremo cercare i soldi nelle maglie del bilancio, ha detto il sindaco Mario Conte, un'azione che ha incontrato il favore degli stessi cittadini che ieri sera erano in città. Bisogna capire un attimo come risolvere il problema a livello internazionale, mondiale e tutto il resto. In ogni caso, se è necessaria l'austerity, si fa austerity. Non c'è via di mezzo, non c'è altra soluzione. Non vedo perché bisognerebbe tenere accese queste luci, che ne so, dalle 8 della sera alle 8 della mattina, tutta la notte, quando qua non c'è nessuno. Una volta gli italiani dicevano no al nucleare, no al metano in Adriatico, no questo, no quello, dopo potete trovare questa situazione qua. Da Treviso andiamo a Padova, in collegamento Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Che novità ci sono dalla città del Santo oggi? Sì, è un tema che un po' si lega anche al caro bollette, perché dà l'impressione che nemmeno il 2022 sarà un anno facile per le famiglie, perché sono stati pubblicati i dati di uno studio fatto dal CAF della CGIL sui redditi dei padovani nel 2021 e pensate ben 50.000 lavoratori padovani sono considerati lavoratori poveri, ovvero pur lavorando non hanno uno stipendio sufficiente per arrivare ad un reddito annuale sopra gli 11.500 euro. 11.500 euro è il reddito annuale minimo al di sotto del quale si è considerati al limite della povertà. Ci sono ben 50.000 lavoratori padovani che annualmente hanno un reddito intorno ai 7.000 euro, 7.500 euro. È un fenomeno, quello dei lavoratori poveri, che si sta estendendo un po' in tutto il Veneto, perché sono oltre 200.000 nella nostra regione questa tipologia di lavoratori, e purtroppo per lo più sono donne o giovani sotto i 35 anni. Sono dati inconcepibili, ha detto la CGIL, che ha appunto effettuato questo studio sui redditi dei padovani nel 2021, e quello che è grave, ha sottolineato il sindacato, è che il governo non sta mettendo in campo misure necessarie appunto per garantire dignità a tutti questi lavoratori. Queste le parole della CGIL intervenuta appunto a commento di questo studio. Ecco Valentina, questione mascherine, come sta andando a Padova? Sì, anche a Padova, come in tutto il resto del nostro paese, da ieri basta mascherine obbligatorie all'aperto. Molti però i padovani che sono ancora molto prudenti. Ieri abbiamo visto tante persone che ancora continuano a portare la mascherina, soprattutto nelle vie del centro, ma è un modo per sentirsi un po' più sicuri, perché comunque i contagi, pur diminuendo, sono ancora alti in città. Ieri erano circa 1.100 contagi nelle 24 ore, numeri decisamente più bassi, in diminuzione, ma che comunque restano alti qui a Padova, quindi tanta prudenza. La prudenza è anche quella a cui l'USL si appella. Infatti i medici dell'USL dicono, insomma, è vero che si possono abbassare le mascherine all'aperto, però continuiamo a seguire quelle buone norme che abbiamo imparato a conoscere ormai da 2 anni, perché lo ricordiamo, settimana prossima, il 21 febbraio, saranno 2 anni dall'inizio della pandemia in Italia e nella nostra regione, con l'anniversario della morte di Adriano Trevisan, la prima vittima di Covid in Europa, che era un residente di Vo Euganeo. E quindi insomma lavarsi le mani, igienizzarsi, stare attenti, evitare gli assembramenti e portare appunto sempre la mascherina per entrare nei locali, nei negozi e negli uffici. E in effetti questa sensazione di maggior sicurezza l'abbiamo riscontrata un po' in tutte le città del Veneto, nei vari Vox che abbiamo realizzato, sentendo proprio la gente, si sente più sicura, è inutile negarlo. Ci siamo abituati ad usarla, adesso dobbiamo abituarci a toglierla piano piano. Però insomma dai, per noi, soprattutto per noi, proprio diventa una questione di sicurezza. Tematiche prettamente cittadine, prima di salutarci? Sì.
Certo Vanessa, perché sono reduce da una conferenza stampa molto importante per i padovani, soprattutto i padovani che vivono i parchi, perché il sindaco ha annunciato che partiranno entro l'anno i lavori di ampliamento del Parco Iris, dopo la permuta importante Iris Boschetti con l'acquisizione da parte del comune dei campi attorno al Parco Iris, partirà l'ampliamento di questo parco che è considerato il vero polmone verde della città, una sorta di Hyde Park paragonandolo a Londra in maniera insomma ottimistica, ma è il parco più grande di Padova, che verrà triplicato grazie a questa acquisizione, e quindi verranno create nuove aree gioco, nuovi chioschi all'interno, percorsi ciclabili, potenziato appunto tutta l'area verde. Quindi questa acquisizione ha consentito al comune di non consumare altro suolo, quindi di non costruire, ma di al centro, proprio nel cuore della città, potenziare questo polmone verde. I lavori inizieranno quest'anno per il primo stralcio, che poi seguirà con il secondo stralcio fino al completamento insomma di questo grande parco che i padovani aspettavano da tanto tempo. Ecco, tempi previsti per completarlo? Entro in quest'anno e l'anno prossimo. Quindi per il 2023 dovrebbe. Sì, perché poi ci sono anche dei tempi non burocratici questa volta, ma proprio di tempo, perché la piantumazione delle piante richiede una certa stagionalità, e quindi intanto si parte con la movimentazione della terra e poi con la piantumazione di tutti i nuovi alberi, seguendo il calendario naturale e non della burocrazia questa volta. Bene, grazie a Valentina Visentin, buon lavoro, buona continuazione, noi ci fermiamo per qualche minuto. Ben ritrovati, tematiche sindacali, CGIL sul piede di guerra per quanto concerne il futuro dei dipendenti dell'azienda ABB di Marostica. Chiedono un forte intervento da parte delle istituzioni. Caso ABB di Marostica, c'è un acquirente, la società Artitec di Romano Dezzelino. Verrebbe da dire buone notizie, ma di buono c'è gran poco. Sul piede di guerra i sindacati, che lanciano un appello alle istituzioni perché convochino un tavolo con l'imprenditore che dovrebbe salvaguardare i posti di lavoro. Abbiamo bisogno di rassicurazioni date dal fatto che si chiedono ai lavoratori standard, di raggiungere degli standard quantitativi e qualitativi che i lavoratori stessi dicono di non poter raggiungere, dato da la manutenzione che non avviene ormai dagli ultimi anni, gli impianti che sono obsoleti, alcuni in fine vita, e ci sono questioni che ci preoccupano a livello di sicurezza. A questo si aggiunge che dei 100 lavoratori occupati nell'azienda, solo a 10 di questi sarà garantito il posto, a condizioni che però alla Filctem CGIL non stanno bene. Abbiamo tutta una serie di incertezze e non certezze. L'ABB rifiuta di farci incontrare il nuovo imprenditore, ma la cosa più grave è che ha consegnato 2 lettere, una di impegno all'assunzione ad Artitec, che è il nuovo imprenditore, dimettendosi da ABB. Quindi ABB scarica i lavoratori con una dimissione. In più un'altra lettera che libera ABB da qualsiasi azione legale che i lavoratori potessero intraprendere con ABB stesso. I lavoratori, come si legge anche nella lettera che hanno ricevuto in queste ore, scade l'ultimatum per la firma. I lavoratori ovviamente non hanno nessuna intenzione di firmare le lettere di impegno, proprio perché vogliono e ci hanno chiesto queste rassicurazioni, e non vogliamo spade di Damocle sulla testa per cui i lavoratori vengono minacciati: o firmi o non riceverai nulla di quello che sarà l'incentivo previsto per il resto dei lavoratori. E un'altra azienda a forte rischio chiusura con appunto 91 operai che potrebbero restare a casa è l'Alternapac di San Pietro in Gu. Sta intervenendo anche la Regione. 91 lavoratori a rischio, un'azienda che potrebbe chiudere i battenti in modo definitivo. Si è aperto in Regione il tavolo anticrisi per la Alternapac, azienda specializzata nella produzione di imballaggi di San Pietro in Gu. Al tavolo l'assessore regionale Elena Donazzan, una rappresentanza dell'azienda con i propri consulenti, i sindacati e il sindaco Paolo Polati. Nell'incontro l'azienda ha presentato le difficoltà del sito produttivo senza chiudere le porte al dialogo, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione attraverso la ricerca di possibili acquirenti.
Il tavolo tornerà a incontrarsi il prossimo 17 febbraio. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha garantito il massimo impegno per la tutela dei posti di lavoro. È necessario che non venga abbandonato il sito produttivo, perché perdere un'azienda significa impoverire un territorio ed è esattamente ciò che vogliamo evitare per il bene di tutti. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo a Venezia perché proprio oggi si apre il Carnevale 2022. Tra Cagli e Campielli sono già comparsi i primi addobbi e scenografie carnevalesche. Mancano poche ore e da domani si aprirà ufficialmente il Carnevale 2022 a Venezia, fino a martedì grasso 1 marzo. Un programma che inevitabilmente risente della pandemia, non ancora definitivamente superata, ma comunque ricco di appuntamenti e finalmente in presenza. Il Carnevale segna così a Venezia quello che tutti si augurano essere l'inizio della ripresa. Soddisfatti e ottimisti gli albergatori. Non è una ripresa proprio folgorante, d'altro canto il carnevale non sarà come quello degli anni scorsi, sarà soprattutto un carnevale dei teatri, un carnevale delle feste di palazzo, però è già qualcosa, è stata molto coraggiosa la decisione del nostro sindaco di riaprire la città con una manifestazione, quella del carnevale, che poteva a causa della pandemia essere anche annullata. Cosa aspettarsi dalle prenotazioni negli hotel? Gli alberghi avranno una tensione di richiesta di camere soltanto nei 2 weekend importanti. Sarà un carnevale comunque in ogni caso con molti pendolari e quindi la città si ripopolerà finalmente, dico io, perché veniamo da un dicembre-gennaio terribili. Insomma, si riparte. Tutti hanno paura di prenotare ovviamente con largo anticipo, posto che la pandemia c'è ancora e colpisce ancora, però si intravede finalmente l'uscita dal tunnel. Siamo certi anche che le compagnie aeree, abbiamo notizie che le compagnie aeree da aprile in poi riconfermeranno i voli. Insomma, abbiamo sentito una ripartenza un po' a 360 gradi, a cominciare proprio da questo grande carnevale veneziano al via in questa giornata di sabato. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale, 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, e poi non perdete il grande cinema, questa sera 21:15 il film Streets of Blonde con Val Kilmer e Sharon Stone. Questo per noi è davvero tutto, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.